Perché è un grande onore per noi avere quest'oggi il protagonista del film Franco Battiato Il lungo viaggio, l'attore palermitano Dario Aita. Buongiorno Dario. Dario, ben Ciao, arrivato. buongiorno. Evviva, Grazie per l'invito. grazie. Volevo proprio partire da questa parola, onore. Se dovessi assegnare una percentuale, quanto onore è stato per te e quanta responsabilità? Prendo in prestito una domanda che ho visto nelle tue tante interviste e mi è piaciuto molto come hai risposto e vorrei che lo facessi anche per il nostro pubblico. Sì, io no, dico sempre che di solito la responsabilità è vista nella sua accezione negativa, come dire, il peso delle responsabilità. La responsabilità sembra una cosa un po' brutta da portarsi appresso. Invece credo che sia una grande occasione per restituire qualcosa di quello che abbiamo ricevuto dalla vita. Io dalla vita ho ricevuto veramente tanto, sia diciamo nella mia vita privata che professionalmente, e questa era un'occasione per restituire qualcosa a me stesso e in generale al pubblico, al lavoro che faccio, con il mio impegno che devo dire è stato massimo. Mi sono messo, diciamo, con la più grande onestà a fare questo lavoro qui, e quindi è stata una bellissima responsabilità interpretare Franco. Gli ascolti vi hanno premiato. Noi qualche giorno prima della prima abbiamo avuto in studio Simona Malato, che interpreta l'unico grande amore della vita, che è la mamma, e ci ha fatto immergere in questa atmosfera della Villa di Milo dove avete girato e dove lei ci raccontava che davvero il fantasma di Battiato aleggiava sul set. Hai provato anche tu queste No, ci ha detto sensazioni? proprio che si era possessato in qualche modo Materializzato in qualcosa. artisticamente in te. Guarda, allora di una cosa sono certo. Volevo usare il termine posseduto. Sì. Dario. No, nel senso, è chiaro, sono discorsi molto, molto delicati, perché Sì. è facile, no, passare per naif in questo senso qui, però che le energie esistano è un fatto oggettivo, no? Che la materia non si crea e non si distrugge è un fatto scientifico, nel senso quindi Esatto. che la morte semplicemente ci trasforma, è un fatto chiaro. Io ho sentito fin dall'inizio che una presenza, cioè un'energia, ci accompagnava in questo lavoro, che è stato molto felice, malgrado le difficoltà oggettive, è stato un lavoro molto felice per tutti quelli che vi hanno preso parte. Vi faccio un piccolo esempio di sincronicità, potremmo chiamarle, no? Il reparto scenografia insieme al regista andavano in ricerca delle location per il film, e nelle uniche due location che erano le case di Franco, cioè prima, oltre alla casa di Milo, la casa da bambino e la casa degli anni 70, in entrambe le location hanno trovato una sedia a dondolo di quelle uguali alla foto che c'è nella cover della Voce del Padrone. Non so se avete presente la Come famosa no, foto certo. sulla sedia a dondolo. Al suo In profilo. entrambe le location c'erano delle sedie già lì, ce le avevano trovate lì, non le avevano portate loro. Due location, una a Milano, una in Sicilia, diversissime tra loro, trovano quella sedia lì. Che bello questo. Ecco, questo è un piccolo, come dire, veramente un piccolo aneddoto per raccontare che una presenza c'era, indubbiamente. Una presenza che mi piace benedire questo lavoro, Dario. Continuiamo a parlare fra pochissimo, ogni tanto dobbiamo dare spazio anche alla musica, e allora, visto che stiamo raccontando di Battiato attraverso quello che è stata l'interpretazione di Dario Aita, approfittiamo di tutto questo per ascoltare un altro brano, che è La cura. Io faccio molta fatica a immaginarmi con qualcuno. Pensare di condividere tutto. E in questo mio passaggio terreno ho un percorso da fare. Non posso perdermi. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose. L'amore viene, poi se ne va. Ah sì, certo. C'è scritto anche una canzone. Appunto.
il trailer che ci racconta anche una voce. Io devo raccontarti, Dario, che noi abbiamo un regista parlante, Marco, che è un regista ma anche uno speaker, un attore, scrive i suoi pezzi teatrali, insomma giovanissimo ma di grandissima attenzione ed è uno che studia tanto. E aveva un commentino che faceva fuori onda, ho detto no, fallo in onda, Marco. Intanto ciao Dario, buongiorno. Ciao Marco, buongiorno. Paradossalmente sembra assurdo dirlo perché vabbè lo stai dicendo perché ce l'hai davanti. Io ho visto il film, ho visto al cinema. È un plauso particolare perché ho avuto la fortuna di incontrare il maestro Battiato e ho riconosciuto degli atteggiamenti, delle somiglianze quasi, perdonami il termine, paranormali. È come se in qualche modo fosse dentro di te il maestro. È stata una bellissima emozione. Questo non è un commento tecnico, è un commento puramente ma in più tu sei emozionale. appassionato di biopic, quindi Sì, li segui sì. tutti e mi hai detto fra tutti quelli che ho visto. Sì, ne ho visti diversi e ce ne sono stati alcuni veramente molto simili al maestro interpretato, però questo qui forse è il più bello che io abbia mai visto in termini di Ma che sia mai interpretazione. stato fatto, non che tu abbia visto. Che sia mai Sì, stato fatto, quello così come- sicuro, però commento ciò che vedo. Grazie veramente. Sì, ma ripeto, è stata veramente un'esperienza completamente immersiva ed è stato come non sapere veramente in che profondità stavamo andando. È stato un tuffo e mi sono ritrovato in un mare sconfinato ed è stata un'esperienza meravigliosa, devo dire. Tra l'altro, Dario, un po' ripercorrendo la tua carriera, Renato De Maria ti aveva scoperto nel 2009, correggimi se sbaglio, mentre stavi frequentando il secondo anno dell'Accademia, ti aveva scritturato come coprotagonista del film La prima linea. Sì, diciamo Renato è stato il primo regista che ho incontrato in vita mia ed è stata una grande fortuna per me perché ho iniziato con un film molto bello che era La prima linea, appunto, con Riccardo Scamarcio, Giovanna Mezzogiorno e un cast di giovanissimi attori molto bravi che Renato e il casting director Francesco Vedovati avevano selezionato tra gli attori più giovani, diciamo, che frequentavano le accademie in quel periodo. Avevamo tutti intorno ai 20 anni, eravamo quasi tutti la prima esperienza questo gruppo. Questo devo dire è stata una bellissima scommessa che hanno fatto. E Renato è uno sempre alla ricerca di nuovi talenti, di nuovi volti, sia dal punto di vista attoriale che dal punto di vista proprio tematico, artistico, drammaturgico. È sempre alla ricerca della novità, della sperimentazione, un regista pieno di entusiasmo, di energie. È veramente un grande compagno di lavoro. Bravo. Ripercorrendo un po' la tua carriera, Dario, ho dovuto sacrificare tanta roba, tante clip che mi sarebbe piaciuto far vedere in radio attraverso la radiovisione, ma ne ho scelta una. È il film del 2016 dove sei coprotagonista, il film è Caffè di Cristiano Bortone, accanto a Miriam Dalmazio. Volevo proporre questa clip anche per chi ci ascolta alla radio. Allora, ascoltiamo e guardiamola insieme. Ciao! Tanto io lo sapevo che andava a finire così. Perché a me succedono soltanto cose di merda. Non solo a te, fidati. E poi era un lavoro del cavolo, che ti frega? Ne trovi un altro. Sì. Ma nel frattempo che fai, mi campi tu? Senti, ce ne dobbiamo andare da qui, va bene? E dove ce ne andiamo? Ho un amico a Trieste. Si chiama Stefano, era un amico d'infanzia, andavamo al mare insieme. Trieste. Quindi? Quindi, Trieste. È il primo centro di produzione del caffè. Dai, ma io trovo qualcosa sicuramente lì. Prendiamo le valigie e andiamo a vedere. Ah dai, ma a me sembra una stronzata, su, almeno tu qua al lavoro ce l'hai. Non ce l'ho più. Me l'ha detto oggi, va bene? Così, mi ha licenziato. Tam. Che devo fare? No, vabbè, io non ci credo. Io l'ho preso come un segno, va bene? Un segno, cioè nel senso, è un momento per ricominciare. E che mi viene da prenderti a schiaffi? No, non lo fare più, sai? Non lo fare più. Scusami, tu cominci.
mi fa sempre un certo effetto, un po' come quando si guardano gli showreel, vedere questi personaggi che si susseguono e vedere la trasformazione dell'attore nel giro di un paio di fotogrammi. Eh sì, Dario, ripeto, l'intervista avrebbe avuto dei tempi molto molto più dilatati, tra l'altro non vogliamo assolutamente abusare della tua giornata, è stato davvero un grande piacere averti con noi in Open Day Cinema, sappi che... Facciamo la domanda quella sì, che non si può fare? non lo so se ti può rispondere per contratto. Sai, noi facciamo la domanda e lui poi non ci risponde. Vai, vediamo. Dire a che cosa stai lavorando per adesso? Guarda, no, in questo momento non ho, cioè in questo esatto momento non sto lavorando nulla, Lo ma so perché stai parlando con noi. ho appena terminato le riprese di una serie per Rai Play che si chiama Memorie, che uscirà presumibilmente in autunno, ed è diretta da Cosimo Alemà e Isabella Aguilar, ed è un thriller mystery con un cast corale molto forte, è una bellissima storia. Bellissimo, grazie Dario, grazie davvero. Grazie a voi. Bacia la piccolina, è una bimba piccolissima e questa è la gioia di ogni papà. E ci vediamo presto. Vi ringrazio, ciao, grazie ancora. Buona giornata, grazie.